penso di essere l'ultimo marciatore ancora attivo del SEC di Cavaso e ho cominciato nel 1970 quando è partito il SEC. Ho fatto la prima gara e come ho cominciato queste marce ho detto ma quanto è bello è camminare in montagna. Poi quando cominci a capire questo sport è talmente difficile che vai fuori strada anche senza volerlo, perché ci sono vari settori e i settori sono molto complicati. Possono essere d'asfalto, in discesa, in salita, oppure ghiaia sul percorso, il terreno, oppure erba, oppure salite ripide, a volte ripide lisce, a volte salite con assalti, ed era difficilissimo fare questo sport. Allora, il SEC nasce praticamente a maggio del 1970. Sono dei ragazzi di Cavaso che facevano sci e marcia di regolarità con due associazioni del territorio, il GEM di Crespano e il MEL di Paderno nel Grappa. Si sono riuniti proprio per portare a Cavaso, in un momento in cui nulla c'era a livello sportivo se non il calcio, che però era praticato fuori dal paese. E quindi sono partiti con 120 iscritti all'associazione, di cui 30 persone circa poi avrebbero partecipato in parte allo sci e in parte alla marcia di regolarità. Sport che era nuovo nel territorio, presente da qualche anno, ma a Cavaso era del tutto nuovo e uno sport molto tecnico. Era in qualche modo una polisportiva, perché tra l'altro oltre a questi due sport che facevano parte della FIE, Federazione Italiana Escursionismo, e quindi erano considerati sport competitivi, avevano bisogno anche di visita medica agli atleti e quindi di tutta una burocratizzazione, diciamo, dello sport. Non era dilettantismo puro, c'era sotto molto di più, però abbiamo fatto anche come SEC delle scampagnate cavasotte che negli anni 70 portavano anche 700-800 persone in paese. Negli anni 60, ultimi anni 60, esisteva il MEL di Paderno del Grappa, Manipolo Escursionisti Montegrappa e il GEM Crespano, se non che il socio fondatore Rizzardo Germano conosceva l'ambiente e ha detto: perché non facciamo anche noi a Cavaso? Siamo partiti così, un po' all'avventura. Abbiamo avuto molti successi nell'ambito sportivo. Abbiamo portato avanti sempre con passione, dico la verità. Prima di tutto bisogna essere amanti della montagna e di luoghi, diciamo così, aperti, e avere proprio stima del proprio corpo e sapere anche i limiti del proprio corpo, perché non occorrono grandi sforzi eccezionali, ma semplicemente riuscire a percorrere e a captare le emozioni che l'ambiente e la montagna ci dà. Il tempo è la cosa fondamentale, la ritmica e la costanza del passo, sapere il proprio passo e quindi riuscire a percorrere un certo percorso basandosi proprio sulla propria fisicità, sul proprio passo. Io ero alle volte vicepresidente, a volte segretario, a volte cassiere, seguivo il settore sci, facevamo 7-8 gare all'anno più o meno, e verso la fine si faceva la gara sociale e così eravamo una quarantina di elementi. Poi, come tutte le cose, questi giovani di una volta sono venuti anziani. È uno sport molto faticoso, bisogna essere allenati perché camminare in montagna non è semplice, inoltre i percorsi sono molto vari, comunque può essere praticato da tutti, quindi anche dai bambini, perché ci sono anche varie categorie, quindi partono dai ragazzi, juniores, seniores, poi ci sono gli amatori, quindi è uno sport che può essere praticato da tutti.